Ciao amiche ed amici e bentornati nel mio canale. In questo video vi spiegherò come cuocere una pizza senza forno. Ma prima di cominciare ricordatevi di iscrivervi al canale e premere sulla campana per ricevere le notifiche. Poi commentate e lasciatemi un bel like. In uno dei miei ultimi video vi ho mostrato come cuocere una pizza simil napoletana utilizzando un cannello da cucina. Ci sono state un po' di critiche al riguardo, ma volevo sottolineare che il cannello è per uso alimentare, per cui il propano utilizzato in questo caso va bene, lo stesso propano che si utilizza anche nei forni normali, nei forni delle pizze. E seconda cosa, è un esperimento, quindi ho provato a ricreare un effetto da pizza napoletana utilizzando un cannello. Ma a questo giro, grazie ai vostri consigli, sono passato alla pistola termica. La pistola termica viene utilizzata normalmente per lavori di bricolage, ad esempio quando volete rimuovere pittura, vernici da superfici, potete utilizzare questo accessorio che in pratica emette aria fino a 550 gradi. L'ho acquistato su Amazon, vedete ne trovate di tantissimi tipi, di tantissimi modelli e sono tendenzialmente abbastanza economici, ci sono anche quelli che costano di più ovviamente, ma per questo esperimento bastava uno da 20 euro che raggiunge la temperatura di 550 gradi. Eccola qui, la pistola termica della Tecpo. Due velocità, una a 400 gradi e un'altra a 550 gradi. Quando la si spegne, in pratica emette aria fredda per raffreddare l'apparecchio. Si può anche poggiare in verticale per evitare di bruciare le superfici una volta che non la si utilizza più ed è ancora calda. Allora, utilizzerò questa pistola un po' come ho utilizzato il cannello, quindi per cuocere la pizza, la superficie della pizza, il cornicione, mentre la pizza è in cottura nella parte di sotto. Ma attenzione, data l'altissima temperatura, non utilizzerò una padella classica antiaderente, quindi in Teflon. Al suo posto invece utilizzerò una teglia in terracotta, le stesse che si utilizzano per cuocere le piadine o che molti di voi hanno utilizzato per sostituire la pietra classica del fornetto Ferrari. L'ho messa a preriscaldare sul fuoco per circa una ventina di minuti per raggiungere una temperatura di 250 gradi, non raggiunge temperature più alte, a meno di non aspettare ore e di avere una fiamma molto più potente. Questo invece è un impasto al 65% di idratazione per 24 ore di lievitazione e trovate il video nel mio canale cliccando qui in alto a destra, e lo sto stendendo come al solito facendo solo attenzione a non superare la dimensione della teglia in terracotta. Una volta raggiunta la dimensione desiderata si sposta l'impasto sulla teglia in terracotta che ho precedentemente riscaldato e che in alcuni punti raggiunge addirittura i 277 gradi. Notate la mia è spaccata perché purtroppo avevo provato a pulirla lasciandola nel forno ardore alla massima temperatura e purtroppo, avendo già una piccola spaccatura, ha finito con spaccarsi completamente, quindi non fate questo mio stesso errore. Mentre la pizza comincia a cuocere sulla teglia, prendo la pistola termica per proseguire la cottura della parte superiore. Il motivo per cui non aggiungo fin da subito pomodoro, mozzarella, formaggio e basilico è perché la pistola emette aria e quindi emettendo aria ad una certa velocità fa l'effetto tsunami che crea un'onda di pomodoro e fa volare via gli ingredienti più leggeri. Quindi meglio stabilizzare e cuocere il fondo della pizza prima di aggiungere gli ingredienti. Quindi dopo questo primo giro di pistola si provvede ad aggiungere quindi il pomodoro, la mozzarella, il formaggio grattugiato, il basilico, mentre l'olio invece si aggiunge alla fine. Questo perché onestamente non sapevo che tipo di reazione potesse avere rispetto ad un calore così ravvicinato, quindi per una questione di sicurezza ho preferito evitare di aggiungerlo alla fine. Quindi una volta aggiunti gli ingredienti si può cominciare a fare quella passata che servirà ad indorare la pizza e a creare quell'effetto proprio da pizza napoletana cotta in un forno a legna. Nel corso di alcuni esperimenti ho capito che la pistola deve essere davvero vicinissima alla pizza, ma questo aumenta il rischio dell'effetto tsunami che dicevo prima. Perciò, per questo motivo, conviene partire sempre dal cornicione. Quindi si tiene la pistola vicinissima al cornicione, distante più o meno 1 centimetro, e si immagina di dipingere il cornicione con la pistola, così come abbiamo fatto precedentemente nell'altro video con il cannello. Bisogna procedere sul cornicione e lateralmente per colorare la parte laterale, che è un po' il tallone di Achille del metodo combo, che invece riceve la cottura essenzialmente dall'alto. E qui possiamo andare a colorare quello che vogliamo. Allora, se siete arrivati fino a qui, vi chiedo di mettere un like per favore, di commentare, di farmi sapere cosa ne pensate di questo metodo particolare. Ovviamente, se vi va, iscrivetevi al mio canale e cliccate sulla campana per ricevere le notifiche.
Per evitare l'effetto biscotto, arrivato a questo punto ho spento la fiamma, perché tanto ormai la teglia è già calda e quindi è inutile andare ad alimentarla ulteriormente. Proseguo la cottura e man mano che cuocio il cornicione mi sposto un po' più verso il centro. Infatti vedete come il calore comincia a sciogliere la mozzarella e sposta fisicamente il pomodoro dalla propria posizione. Quindi proseguo. Ovviamente in termini di velocità siamo ben lontani dal metodo combo e addirittura dal metodo del cannello, che impiega un po' più di tempo rispetto a quello combo. Proseguo quindi la cottura, come fatto fin dall'inizio, ed è in questo momento che incomincia ad imbrunirsi. Vedete? Cominciano a farsi quelle macchioline tipiche di una pizza napoletana. Sono sicuro che siete curiosissimi di vedere com'è dentro il cornicione, ma dovete aspettare ancora qualche minuto. Vedete, man mano che passo, la pizza comincia a colorarsi come si deve. Ecco l'effetto tsunami, l'avete appena visto. Quindi, vedete adesso, ormai la pizza ha raggiunto un certo calore e per cui, passando la pistola su, ovviamente è più semplice colorarla. Mi raccomando, se pensate di utilizzare questo metodo, e vedremo alla fine se vale la pena, ricordatevi di lasciare la pistola accesa almeno un paio di minuti prima di utilizzarla. Questo perché inizialmente ovviamente la temperatura non è già a 550 gradi e quindi utilizzarla fin dal principio vi farà soltanto perdere tempo e aumenterà il tempo di permanenza della pizza sulla teglia in terracotta facendola biscottare. Non so cosa ne pensiate, ma a livello estetico sta cominciando ad assomigliare ad una vera pizza napoletana cotta in un forno a legna. Però purtroppo le tempistiche non sono quelle di un forno a legna, anzi sono davvero lunghe. Non so se questo dipenda dalla mia pistola, non so se è la pistola termica che in generale non può avere un effetto immediato tipo quello del cannello, ma diversamente dalla pizza col cannello noterete che i puntini sono diversi. Non sono le bruciacchiature, quelle della fiamma vicino alla pizza, invece questo è proprio il tipico colore della pizza cotta in un forno vero, con una maculatura non provocata in realtà dalla vicinanza con la fiamma. Ci siamo quasi, la parte superiore è fatta, mancano soltanto dei ritocchi laterali, però vedete nell'insieme, secondo me esteticamente è molto interessante. Vedete poi che non ho passato la pistola tante volte al centro e il calore provocato invece dalla presenza della pistola lungo i bordi della pizza ha naturalmente sciolto la mozzarella senza bruciarla e senza spargerla ovunque. Quindi ho scoperto che non è necessario andare a passare la pizza su, o perlomeno passarla ma non tante volte. È discretamente morbida sotto e fra poco scoprirete i dettagli della pizza. Aggiungo le foglioline di basilico alla fine, così non sono volate via, e come vi dicevo l'olio a fine cottura. Vedete che la mozzarella continua a bollire anche se in realtà la fiamma è spenta, perché comunque è caldissima, Ci siamo ragazzi, La bolla è volata via. Ecco a voi la pizza cotta con una pistola termica. Allora, ripeto, dal punto di vista estetico è davvero notevole. Questo è il dettaglio da vicino, colorata proprio bene. Vediamo un po' sotto la pizza. L'effetto è un po' a metà tra il metodo combo ed una pizza cotta su una pietra refrattaria, e questo è sicuramente dovuto al tempo di permanenza della pizza sulla teglia in terracotta. Adesso ve la faccio vedere da vicino. Da questa angolazione potete notare meglio un po' tutti i particolari. Vedete? Dentro sembra cotta bene, vedete la bolla, qualche parte un po' bianca perché magari lì non ho passato la pistola. Insomma, bisogna cuocere bene ogni singolo centimetro, e non è, secondo me, facilissimo. E siamo arrivati ora al leggendario momento del taglio. Vediamo un po' com'è il cornicione. Allora, la pizza al taglio sembra molto morbida, quindi il colore era da effetto
pietra refrattaria, però in realtà è rimasta molto morbida, anche perché non sono andato a cuocerla al centro. Allora, la mollica del cornicione mi sembra, secondo me, un po' compatta, quindi anche avendo lavorato bene l'impasto, e vi assicuro che lo stessissimo impasto l'ho cotto poi nel forno a ardore con dei risultati pazzeschi, qui invece probabilmente non si è sviluppato calore a sufficienza per generare una grande alveolatura, quindi probabilmente come metodo è sufficiente per ottenere delle pizze discrete. Tempo impiegato è secondo me tantissimo. Il risultato dal punto di vista estetico è notevole, davvero notevole. Ad oggi è probabilmente l'effetto estetico migliore ottenuto senza l'ausilio di un vero forno a legna. Sto assaggiando la pizza perché ovviamente devo provarla e devo dire che inizialmente il sapore è buono, infatti ho fatto pollice su, però poi mi è rimasto comunque un sapore leggermente amarostico, dovuto probabilmente alla differenza di cottura rispetto agli altri metodi, e quindi posso dire che non raccomando l'utilizzo della pistola. A mio avviso c'è soltanto un pro, ed è l'estetica della pizza, e ci sono tanti contro, su tutti il tempo di cottura e poi direi anche il sapore, che non è soddisfacente. È un sapore di pizza, però ha delle note che non gradisco. Allora amici ed amiche, vi chiedo un bel like se vi è piaciuto il video, altrimenti dislike. Lasciate un bel commento e fatemi sapere cosa ne pensate di questo metodo di cottura. Iscrivetevi al mio canale se non siete già iscritti e cliccate sulla campana per ricevere le notifiche. Mi trovate su Facebook come Impasto in Fuga e su Instagram come Gigio Pizza. E infine ricordatevi che c'è il mio corso di pizza fatta in casa su Udemy, The Art of Pizza Making. È un corso in inglese, per ora, in cui mostro tutti i segreti e tutti i trucchi per realizzare a casa una pizza napoletana perfetta. Quindi vi saluto ragazzi, ciao e alla prossima! We want to eat pizza. The room for pizza is always there, but your eyes are wide open for pizza. Ehi, dove andate? Stavo scherzando. Allora, mettete un like per farmi fare altri video, mi lasciate un bel commento, vi iscrivete al mio canale e cliccate sulla campana per le notifiche. Poi vi iscrivete al mio corso di pizza su Udemy, il link lo trovate nella descrizione, è in inglese. Poi mi seguite su Instagram come Gigio Pizza, su Facebook come Impasto in Fuga, e qualunque pizza pubblichiate ricordate di usare l'hashtag Gigio Pizza. Ciao e alla prossima!